Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicemail@gmail.com. Bene, oggi come promesso andiamo avanti a parlare dello strato più importante che è l'epidermide. Quindi innanzitutto è lo strato superficiale della pelle e alla sua base si trova lo strato basale ondulato, che questo cosa fa? Va a ricoprire il corpo come se fosse una guaina. È dotato di qualità strabilianti perché? Perché è capace di digerire e di trasformare in sostanze utili una parte delle scorie. Le scorie non trasformabili dallo strato basale ondulato sono espulse all'esterno dell'organismo attraverso lo strato corneo. Le cellule che salgono alla superficie, sempre attraverso questo strato, muoiono e si staccano e questo avviene in maniera continua e prende appunto il nome che sicuramente l'avete sentito parlare di desquamazione. E oppure anche un fenomeno visibile soprattutto sul cuoio capelluto quando si parla di forfora. Poi abbiamo anche dei segni di un funzionamento corretto o alterato dell'epidermide. Quando l'epidermide funziona male, le cellule morte rimangono sotto la superficie cutanea. La pelle allora cosa fa? La pelle si ispessisce, si indurisce oppure si sclerotizza. Si vedono apparire escrescenze come verruche, caglie ai piedi, incrostazioni senili, psoriasi e vari tipi di anche sclerosi cutanea. Oltre al compito dell'emuntorio, la pelle esercita 3 funzioni che è bene conoscere. La prima è questa: la pelle è un organo vascolare. Il reticolo capillare nella pelle è molto sviluppato. Può contenere 1/5 della massa sanguigna totale. Questo importante reticolo esercita un compito fondamentale per la regolazione termica. Quando l'organismo produce o accumula troppo calore, i capillari cutanei cosa fanno? Si dilatano e si riempiono di sangue per far cosa? Per facilitare la dispersione di calore verso l'esterno. Viceversa, se l'organismo vuole proteggersi dal freddo, il reticolo cosa fa? In un primo tempo si svuota del suo contenuto mediante la vasocostrizione e il sangue viene perciò ricacciato verso il centro, lontano dalla fonte di raffreddamento. In un secondo tempo, i capillari sanguigni vengono nuovamente riempiti di sangue. Il ricambio e le combustioni sono fortemente intensificati a livello della pelle per produrre calore e mantenere anche una temperatura normale. Quindi ogni qualvolta la circolazione del sangue nella pelle aumenta, tutte le ghiandole che vi si trovano vengono stimolate nel loro lavoro, proprio perché esse mettono a profitto questo sistema di difesa basato sull'aumento dell'irrorazione cutanea e questo avviene anche con le tecniche di idroterapeutiche calde e fredde che facilitano le eliminazioni attraverso la pelle. Questa era una piccola parentesi che vi aggiungo io in quanto sono le tecniche di Kneipp che noi abbiamo già parlato tempi indietro, dove si parlava del discorso degli impacchi caldo freddi oppure meglio di altro umidi e freddi, che questi cosa fanno? Grazie al continuo vasodilatazione, vasocostrizione, quindi uno dilata che è il caldo, l'altro contrae che è il freddo, cosa va a succedere? Va a succedere che noi andiamo a liberare quelle che possono essere delle congestioni di calore, ma non calore inteso come calore
corporeo di caldo, ma calore come quantità sanguigna li ferma a causa di magari di quelli che possono essere altri problemi. Ed ora parliamo anche che la pelle è un organo contrattile. È munita di 3 diversi tipi di muscoli. Abbiamo le fibre muscolari lisce, isolate nel rivestimento cutaneo, le quali danno alla pelle la sua tonicità e la sua elasticità. Poi ci sono i muscoli delle pareti vascolari che permettono di variare il diametro dei vasi sanguigni e i muscoli erettori dei peli che, contraendosi, rizzano i peli, famose pelle d'oca, e producono calore, cioè il brivido. Tutti questi muscoli sono molto piccoli, ma il loro numero è così rilevante che per contrarsi bruciano una massa rilevante di sostanze energetiche e di tossine. Le scorie vengono così decomposte in particelle più piccole e perciò più facili da eliminare. Inoltre, la contrazione di tutte queste fibre muscolari determina notevoli mutamenti della massa sanguigna, il che porta ad auspicabili conseguenze a livello di eliminazione. La pelle è anche un organo nervoso. La pelle contiene moltissime terminazioni nervose sensitive e anche sensoriali. È un'autentica guaina nervosa che entra in vibrazioni al minimo stimolo esterno, quindi sensazione di caldo e di freddo, di compressione, di tatto, e quindi in risposta a queste sollecitazioni esterne la pelle reagisce attivando o a volte rallentando i suoi metabolismi, cioè la circolazione, la combustione, il ricambio e anche le eliminazioni. Quindi la sollecitazione sensitiva e sensoriale della pelle esercita la sua influenza anche sulle eliminazioni, come si può constatare quando si applicano le varie tecniche quali le frizioni, soprattutto quelle col guanto di crine, le cure d'aria, di sole e, come avevamo già accennato, le cure con l'acqua. Per il momento il discorso dell'epidermide è finito, andremo la volta prossima a parlare di qualcosa interessante, ovvero vi insegneremo quali sono i mezzi del drenaggio cutaneo. L'appuntamento è per la settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che? Omar dropped it. Carissimi amici, buongiorno e ben ritrovati nella nostra rubrica. Allora, oggi andiamo a affrontare non tanto un discorso di truffe, ma andiamo a affrontare un discorso che è molto importante anch'esso, ovvero quanto un utente sia conscio oppure no della propria sicurezza informatica. Vi spiego subito. Vedete, c'è cambiato molto il concetto del computer dal 2000 a oggi. Vi spiego, nel 1999 io ho assistito alla messa in rete dell'Italia a livello pubblico quando c'erano ancora le lire. Oggi tutto viene scontato. L'utente medio con un tablet o un computer non molto potente, a meno che non è un videogiocatore, riesce a fare di tutto. Però chiaramente, essendo diventato tutto molto più mainstream, in automatico, bisogna avere anche una certa consapevolezza. Quindi uno degli strumenti che abbiamo spesso chiacchierato, ma che potrebbe tornarvi utile sempre se utilizzato con una certa dose di intelligenza, è proprio la chat di Google chiamata Gemini. Questa la potete trovare sia sul sito di Google che come un'applicazione totalmente gratuita sia per iPhone che per iOS. Questo perché? Perché l'intelligenza artificiale è utile se ha dei limiti e Google chiaramente li ha. Non vi permetterà di realizzare dei virus, non vi permetterà di fare delle azioni contro la legge, ma è un valido assistente soprattutto in ambito magari di computer. Cosa voglio dire?
Poniamo che vi arriva un'email sospetta. Voi potete benissimo copiare e incollare l'indirizzo di questa email all'interno di Gemini e Gemini vi dirà se questa email può essere una truffa oppure no. Insomma, Gemini è nient'altro che un'intelligenza artificiale che sfrutta l'algoritmo per potervi dare delle risposte molto afferrate. Io è da un po' che la sto utilizzando, perché come sempre qualsiasi strumento tecnologico nuovo può risultare una minaccia oppure no. Il tutto sempre dipende da quello che è il fattore dell'utilizzo che noi ne facciamo. Quindi Gemini è un utilizzo utile, sì. Sì, perché calcolate che leggendo una statistica, già internet per come lo conosciamo, quindi andiamo sul sito Google e cerchiamo una parola chiave, come altri browser, con l'avvento dell'intelligenza artificiale hanno già perso il 20-30%, che non è poco. Vi spiego perché. Poniamo che voi dobbiate realizzare una torta di mele. Allora, le soluzioni sono molte. Possiamo andare su Google, digitare torta di mele ricetta e ne esce una valanga. Ma se siete degli utenti che non siete troppo smanettoni e volete avvicinarvi a internet, questa applicazione Gemini, si chiama proprio Gemini, vi permetterà di aiutarvi, perché basta scrivergli: ciao Gemini, virgola, potresti dirmi la ricetta della torta di mele? E Gemini tramite un algoritmo andrà a ripescare la ricetta più importante e ve la metterà lì. Quindi per farvi capire che cosa, siccome c'è stata molta diffusione dell'intelligenza artificiale, è una minaccia? No. Se voi la utilizzate bene, come in questo caso, l'intelligenza artificiale è in grado di salvarvi da eventuali truffe, è in grado di salvarvi con delle ricerche per risparmiare tempo ed è anche in grado alcune volte di generare delle immagini, non immagini protette da copyright, non immagini disturbanti, immagini normali, è come se fosse un Google pulito, niente pornografia, niente di niente, semplicemente l'utilizzo normale. Questo per farvi capire che vi abbiamo messo in guardia molte volte per quanto riguardava il discorso dell'intelligenza artificiale come truffa, che naturalmente Gemini non vi fa, ma c'è anche il lato della medaglia. Se non siete utenti esperti e avete bisogno di un consiglio, è chiaro che il negozio che vi fornisce assistenza è il migliore, però se voi magari non sapete come inviare un'email o magari non sapete come si fa un'operazione in Word, basta andare sul sito di Google, cercare Gemini oppure scaricare Gemini sul cellulare e dire: Gemini, mi insegni come si fa a fare questa operazione, e lui vi aiuterà tranquillamente. Quindi in questo caso diamo un punto a favore alla nostra intelligenza artificiale. Grazie come sempre per essere rimasti con noi, l'appuntamento è per la settimana prossima. Omar dropped it.